Eccomi di nuovo qua assieme a voi per parlarvi della cuffia dei rotatori della spalla e in particolare del muscolo sopraspinato. Ma perché partire dalla spalla? Perché è l'anello di giunzione tra le braccia e il corpo. I muscoli che circondano la spalla esercitano delle trazioni in molte direzioni, un po' come le redini su una briglia, che possono tenere la testa del cavallo centrata oppure lo possono curvare a destra o a sinistra. Perché vi porto questo esempio? Perché per analogia anche le trazioni accoppiate dei muscoli della spalla mantengono l'omero centrato nella sua cavità glenoidea mentre le braccia si possono muovere in tutte le direzioni. Se un solo muscolo diventa cronicamente accorciato, indebolito o infiammato, si interrompe l'equilibrio dei gruppi muscolari della spalla e del braccio e di conseguenza si verificano dei disallineamenti su tutta la cintura scapolare, con conseguenti dolori alle braccia, e i dolori si possono irradiare alle spalle, alle clavicole, allo sterno, al collo. Dunque, fra i muscoli che senz'altro è più soggetto a infiammazioni, a lesioni ma anche a usura è il sovraspinato. La sua funzione è quella di sollevare il braccio, cioè di addurre il braccio e impedire lo scivolamento verso l'alto dell'omero, cioè mantiene la testa dell'omero dentro il suo acetabolo. Dunque, se durante l'elevazione del braccio la cuffia dei rotatori, in modo particolare anche il sovraspinato, non riesce a far fronte allo sforzo, prevale il deltoide, il quale spinge in alto l'omero, che va così ad urtare contro la volta dell'acromion. Ora l'acromion fa parte della scapola e lo puoi immaginare un po' come un ossicino che si pone a tettuccio sulla spalla, diciamo sulla sommità, sulla testa dell'omero, creando un conflitto subacromiale che va a danneggiare il tendine del sovraspinato. Gli esercizi pendolari di Codman possono, in questi casi dove la spalla è stata ferma per interventi o perché è stata immobilizzata, possono essere di aiuto perché permettono una mobilizzazione passiva che va a decomprimere la testa omerale e allontanare in questo modo le articolazioni tra di loro. Inoltre questi esercizi creano un effetto pompa che va a migliorare il nutrimento e a riparare i tessuti danneggiati. Gli esercizi di Codman si possono ripetere 2-3 volte al giorno, anche per 2 o 3 minuti, senza però soglia di dolore. Si eseguono con il busto inclinato in avanti con un braccio in appoggio. L'altro braccio è a penzoloni con un pesetto da mezzo chilo oppure anche una cavigliera zavorrata infilata nel polso, in modo da ottenere per effetto della gravità l'allontanamento delle strutture articolari. Il movimento è un movimento passivo e lento e il braccio è completamente deteso. Le oscillazioni devono essere impresse, o meglio devono partire dal busto. Nel primo esercizio si effettua un'oscillazione avanti e indietro, nel secondo esercizio l'oscillazione va da destra e a sinistra, nel terzo esercizio si fanno dei cerchi prima in un senso e poi nell'altro. Questo esercizio di potenziamento permette il centraggio della testa omerale durante i movimenti di elevazione del braccio. È un esercizio che va a coinvolgere il gran pettorale e il gran dorsale, quali depressori del braccio, eliminando in questo modo la componente sublussante del deltoide quando il sovraspinato è troppo debole. Il braccio è a 90 gradi in questo modo, per cui questa trazione non va bene, bisogna partire da lì e poi trazione verso il centro del corpo, così, in questo modo. Ora devi tenere giù la spalla perché devi portare in posizione neutra la tua scapola. Devi stare forte tutto il centraggio del corpo. Ora, questo è un esercizio che si può fare molto bene al Kinesi One, ma anche alle poliarcolie. Puoi iniziare con 3 serie da 10 e poi man mano aumentare anche il carico e le ripetute di lavoro. Questo esercizio con l'elastico è un esercizio extra rotatore che però va a coinvolgere il piccolo rotondo e il sottospinato. Ci si posiziona ad angolo retto, prendo un elastico anche più debole di questo e fai delle extra rotazioni e lì mantieni la posizione per 10-15 secondi e poi allenti. È un esercizio che
inizialmente risulta difficile perché non siamo abituati a lavorare in questo modo, in extra rotazione e con un carico da vincere. E ancora ritorni e tieni, vai, 1, 2, 3, fino a quando senti l'affaticamento muscolare. Ti ricordo che le spalle rimangono sempre giù in depressione scapolare. Un altro esercizio per gli extra rotatori è questo, sempre con l'elastico, che deve stare sulla linea del gomito, il gomito stretto al fianco. Puoi usare anche un piccolo spessore per migliorare la componente stabilizzatrice della spalla. Una pallina se sei in palestra, per esempio, e tieni l'extra rotazione. Puoi fare 3 serie da 10 fino a quando senti il muscolo stanco. Ok. Questo è un esercizio con i pesetti ed è un esercizio ideale per l'extra rotatori. Ti distendi in questo modo, devi usare un piccolo supporto per mantenere l'allineamento dell'omero sulla spalla, ti porti giù, il braccio scende ed extra ruoti. Questo. La spalla è stabilizzata e ferma, devi sentire la rotazione dell'omero senza sollevare il gomito. Lo puoi fare per 3 serie da 10 e poi man mano aumentare anche le ripetute. Quest'altro esercizio ti porta ad elevare le braccia ad un angolo circa di 30 gradi, vuol dire non qui, non qua, ma più o meno al centro. Il pollice è rivolto verso l'alto, le braccia si fermano sulla linea delle spalle, le spalle rimangono sempre giù e le scapole ben incollate alla schiena. Questo è un esercizio di stretching del sovraspinato, puoi usare un bastone o un manico di scopa come ho combinato io in casa, porti il bastone indietro, con l'altra mano afferri il bastone, per cui la spalla va in rotazione interna e poi con l'altra mano tiri in alto il bastone e porti il braccio ancora più su. Mantieni 10 secondi e poi detendi. Di nuovo la mano destra tira sul braccio sinistro per allungare completamente il sovraspinato. In questo modo, così forse si vede meglio. E di nuovo, ancora su. E stop. Spero che questo video vi sia utile e che possiate trarne i migliori benefici dall'esecuzione degli esercizi. Grazie e alla prossima!